insomma, questo è l'emendamento di cui abbiamo già parlato anche in relazione e abbiamo ripreso anche prima, è l'articolo che prevede le deroghe per opere pubbliche o di interesse pubblico. Sostanzialmente il nostro emendamento chiede la soppressione di questo articolo perché, come abbiamo detto in discussione generale, o tuteliamo oppure prevediamo che poi si possa fare un po' quello che si vuole. Tra l'altro mi fa anche un po' ridere sinceramente, perché è arrivato un emendamento, un subemendamento della Giunta che dice che insomma si sono accorti probabilmente che era rimasto in piedi la possibilità di distruggere le grotte e quindi hanno tolto la lettera A e quindi rimane viva solo la lettera C dell'articolo, che è l'articolo 4, vero? Giusto? È l'articolo 4? E l'articolo 10, che però, giusto così, insomma, anche visto che c'è qualcuno che ascolta, magari glielo leggiamo, no? L'articolo 10, lettera C, dice con testuali parole: provocare alterazioni ambientali permanenti e in particolare alterare il regime idrico o compromettere la funzionalità dell'ecosistema. Ecco, vabbè, insomma, abbiamo tolto la previsione di distruggere, occludere, danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia, ma rimane in piedi che comunque per un'opera pubblica o per opere di interesse pubblico, e quindi insomma sappiamo tutti quali sono le opere di interesse pubblico, possiamo tranquillamente provocare alterazioni ambientali permanenti e compromettere la funzionalità dell'ecosistema. Quindi insomma, mi sembra palese che la nostra richiesta porta avanti quelle che sono state già dalla Commissione le richieste che abbiamo fatto e mi sembra anche palese che alla fine di questo articolo il nostro voto sarà assolutamente contrario.